Giulia, un pareggio fondamentale che ancora una volta vi tiene in vita, vi tiene in corsa per la lotta a salvezza, sotto 2-0, poi 2-1 e allo scadere arriva il gol del tuo 2-2. Che sensazioni ti lascia questa gara? Ma sono felicissima personalmente, ma soprattutto per la squadra. E è da un po' di settimane che siamo tornate focus, diciamo, sull'obiettivo e si vede un nuovo spirito e penso che l'abbiamo fatto vedere in campo. Quando ti è andato quel pallone davanti alla porta allo scadere, cos'è che hai pensato? Ma in quei momenti non devi pensare a niente, devi buttarti d'istinto e poi come va. E per fortuna è andata bene. È andata bene e settimana prossima San Marino Academy, che partita ti aspetti? Ma noi pensiamo a fare la nostra partita come proviamo sempre e sempre più determinati perché adesso siamo consapevoli di quello che possiamo fare. Ecco, come valuti fino adesso la tua stagione? Tanti ingressi, ma comunque poi nelle ultime giornate è decisiva perché vai col Cesena una traversa, oggi poi invece è arrivato il gol. Forse avevo anch'io bisogno di trovare un po' più di fiducia e l'ho ritrovata per fortuna anche grazie alla squadra e adesso puntiamo all'obiettivo. Mister, dopo essere andate sotto 2-0, una grande rimonta, decisivi sui cambi perché 2 ingressi, 2 gol, un punto che vi fa ben sperare per la prossima partita di campionato che comunque alimenta la vostra lotta a salvezza. Sì, noi abbiamo una rosa competitiva di 16 giocatrici che possono entrare con i cambi, no? A giocare e danno il massimo il tempo che hanno a disposizione. Oggi si è visto, è entrata Lepera, è entrata a Ballone, 2 cambi hanno deciso anche il cambio della partita. Questo non è merito mio, è merito loro, che quando entrano lasciano tutto. Ecco, come settimana scorsa, anche oggi un gol su palla inattiva, avete lavorato molto in questa pausa. Sì, abbiamo lavorato quasi tutti i giorni la palla inattiva, loro abbiamo studiato anche come si muovono loro e niente, è venuta alla perfezione. Ripeto, non merito nostro, sino merito di loro. Ecco, cos'è che vi è mancato un po' forse nel primo tempo? Perché il Genoa aveva aggredito bene, voi avete fatto un po' di fatica, uscivate bene con la palla, ma poi vi mancava qualcosa là davanti e non riuscivate a concludere rendendovi pericolose. Sì, non è per cercare di alibi, niente, però i primi caldi le ragazze lo sentono molto, noi non siamo abituati a giocare a questa temperatura, Pavia non fa questa temperatura in questo momento all'ora dell'anno, allora le ragazze hanno sofferto questo all'inizio. I primi 5 minuti sì abbiamo sofferto, dopo abbiamo pareggiato un po' il tramite della partita, dopo il gol ovviamente il morale scende un pochino e abbiamo perso un po' l'abuso della partita, ma ci siamo ripresi. Domenica San Marino Academy in casa, partita diciamo fondamentale per la vostra lotta, come approccerete questa settimana? Guarda, uguale perché per noi tutte le partite sono decisive, da quando ci vediamo nelle interviste ti dico sempre, sono 6 finali adesso che restano e noi le affronteremo uguali. Se noi giochiamo come abbiamo fatto settimana scorsa, più l'atteggiamento del secondo tempo, daremo battaglia. Mister, dopo la sconfitta con San Marino, un pareggio in casa con il Pavia, siete andati avanti di 2 gol, poi quei 2 gol negli ultimi 20 minuti e soprattutto quello poi subito praticamente allo scadere che vi impediscono di trovare una vittoria. Sì, diciamo che sotto l'aspetto del gioco abbiamo proposto e abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ci è mancato nelle occasioni che abbiamo dobbiamo fare più gol e quando tu non li fai e appena le squadre avversarie riaprono la partita come quest'oggi può cambiare l'inerzia della partita e purtroppo è andata male sotto l'aspetto del risultato e abbiamo pareggiato allo scadere e l'avevo detto alle ragazze, dovevamo chiudere la partita e in questo dobbiamo migliorare. Ecco, nel secondo tempo, quando poi Pavia ha fatto i cambi, ha cambiato modulo, vi ha un po' messo in difficoltà. È stata quella un po' la chiave che ha girato negli ultimi minuti la partita o è stata solamente una questione di atteggiamento? Ma secondo me loro si sono messi al 4-3-1-2, noi ci siamo messi con il 3-5-2 e l'atteggiamento è quello del
chiudere le partite. Quello sicuramente dobbiamo migliorare, abbiamo peccato sotto questo punto di vista, perché nel secondo tempo, ma anche nel primo, potevamo veramente fare più gol. E poi loro non è che abbiano fatto tantissimo, hanno avuto quelle due occasioni, una sul corner che ci può stare, una in contropiede, e abbiamo pareggiato la partita, per cui nell'atteggiamento dobbiamo migliorare, che se ci presentiamo tante volte davanti al portiere dobbiamo fare più gol. Ecco, le chiedo se sa già per caso dirci come sta Massa, dato che è uscita poi nel secondo tempo per una brutta botta. Sembra un infortunio più serio di una semplice botta, per cui speriamo mi stia sbagliando e vediamo un po' in settimana con la risonanza. Ecco, in conclusione le chiedo, domenica si va a Terni contro la Ternana, che partita si aspetta? Ma è una partita difficilissima, perché la Ternana è una squadra che punta ad andare in Serie A, e nelle due partite precedenti, una in Coppa Italia e una in campionato, ha dimostrato contro di noi di essere molto più forte, per cui ci aspetta una partita difficile e noi cercheremo di andare là per portare a casa i punti necessari per muovere ancora la classifica. Giorgia, dopo la sconfitta in casa di San Marino, oggi si tornava a giocare anche dopo una settimana di pausa per le nazionali, è arrivato un pareggio, eravate avanti di 2 gol, poi 2 gol del Pavia che hanno pareggiato e vi lasciano solo un punto. Cosa ti lascia questa partita? Ti lascia la consapevolezza che bisogna lavorare di più, bisogna dare molto di più durante gli allenamenti, le partite, perché non possiamo perdere punti lungo il nostro cammino così, questa partita come contro San Marino, ma dobbiamo cercare di lavorare più su di noi e cercare di essere molto più concrete quando abbiamo le occasioni. Nel girone di andata avevate fatto 6 vittorie di fila dopo un inizio complicato, in quello di ritorno invece state faticando un po' di più. È perché comunque per molte squadre la posta in palio si è alzata, dato che Pavia oggi, San Marino settimana scorsa, si giocano poi effettivamente i punti per la salvezza? Sicuramente incontriamo sempre squadre che hanno un motivo per giocare la partita e che quindi mettono tanto in campo. Dobbiamo anche noi trovare il motivo, che sappiamo benissimo qual è, e lottare su tutte le palle, su tutti i palloni, in tutte le partite, e quindi dobbiamo continuare a dare il massimo per provare a portare a casa sempre i 3 punti. Nota positiva di questa partita, nonostante il pareggio, il tuo quinto gol stagionale, ti sei posto un obiettivo a livello realizzativo e poi immagino tu sia contenta per il gol. Sì, sicuramente, però non avendo portato a casa i 3 punti ha un sapore diverso. Io obiettivi no, sempre quello di cercare di migliorare e di portare a casa i 3 punti con la squadra.